compostaggio è un processo naturale che consiste nella trasformazione del rifiuto domestico in un prezioso mezzo tecnico per l'agricoltura. Basta immaginare che una componente fondamentale del terreno è proprio la sostanza organica che a sua volta discrimina se un suolo è un suolo agrario oppure un suolo desertico. Quindi molto semplicemente la differenza tra un suolo agrario e un suolo desertico è solo la presenza di sostanza organica. Dal punto di vista agronomico l'utilizzo di un compost in agricoltura porta a due indiscutibili vantaggi. Il primo è ridurre i fertilizzanti chimici e quindi con un enorme beneficio dal punto di vista ambientale. Il secondo invece è che con l'uso di sostanza organica si razionalizza la risorsa idrica. Infatti il compost, se lo vediamo al microscopio, è come una spugna, nel senso che ha tante cavità all'interno. Ogni singola particella è composta da tantissime cavità che in presenza di acqua si imbibiscono, aumentano di volume e trattengono l'acqua per la pianta.